So, pronti? Prova. Ecco qua in padellina, questa sera abbiamo un pochino di manzo che lo stiamo portando in padella per insalare. Cosa? Già. Poi qui pronta c'è una schiena di vitello, vedete che bella, che bel colore. La stiamo preparando per noi. Questo è Benny. Saluta Benny. Oh. Qui stanno uscendo le insalatine. Ecco qua. Stasera ho la voce allucinante perché sono raffreddatissimo. Facciamo un po' di decorazione. Poi torniamo sulle padelle. Quello è vedete? Un bel peschetto mediterraneo. Torniamo. Ecco qua. Metto un po' di balsamico. Avanti. Vedete, quasi pronto. Anzi, dalla fuori. Intendo dire la pescia, dai, il pesce. Perché stasera sono raffreddato. Poi mettiamo pezzettini di vitello nell'olio bello caldo, di oliva in questo caso. Ecco qua. Poi saliamo. Facciamo rotolare abbondantemente, poi lo giriamo. Abbiamo fatto prendere un buon colore. Perfetto. Adesso andiamo ad aggiungere del porro, una bella manciata di porro, aggiungiamo dell'aglio e del peperoncino, una bella cucchiaiata perché facciamo bello piccante. Poi perfetto. Mettiamo dell'erba cipollina. Alziamo un po' la fiamma e gli diamo un po' di vigore. Questo anche deve uscire. E poi bagniamo con il vino bianco. Sì, sta uscendo il pescetto che prima era in padella. Facciamo un piccolo primo piano. Per belle porzioni. Ora andiamo a mettere del pomodoro, così. Jackson, gibst du mir eine Flakgläser bitte? Eine Flak ovale da. Eine ovale. Perfetto. Grazie. Prendiamo la carne, la tiriamo fuori, andremo a sistemare sulla tirata del forno, bella in ordine.
sono tutte finite, la carne, perfetto, sistemiamo la carne, la pirofila, ecco, lasciamo il sugo a fuoco basso, lo lasciamo a cuocere così che il porro si scioglie nel sugo. Poi prendiamo del parmigiano grattugiato e spolveriamo la carne di vitello, che poi andremo a infornare a 220 gradi per farla gratinare. Questo è tutto per questa sera, ciao a tutti!